Buongiorno da Renzo Micheletto e ben ritrovati con questa nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura che oggi dedicheremo a un tema davvero molto ma molto interessante. Il binomio, qual è il binomio, qual è l'importanza del binomio apicoltura e agricoltura? Lo faremo, ne approfondiremo il tema con il dottor Giustino Mezzalira, direttore della sezione ricerca e gestioni agroforestali dell'Agenzia regionale. Visto che la carne al fuoco è tanta, partiamo immediatamente. Perché è così importante il binomio apicoltura-agricoltura? La risposta non è semplice, la risposta più banale è che le api sono l'unico animale che l'uomo è in grado di allevare che assicurano il fondamentale servizio di impollinazione. Gran parte delle colture agricole, non tutte, pensiamo per esempio ai cereali, vengono impollinati dal vento, ma gran parte delle colture che poi sono a noi utili, pensiamo a ortaggi, pensiamo frutta, pensiamo molte altre piante coltivate, hanno bisogno di essere impollinate. Le api non sono sole, ovviamente, ci sono i cosiddetti pronubi, gli impollinatori naturali, però le api sono le uniche che noi possiamo controllare, possiamo portarle al posto giusto nel momento giusto, possiamo portarle in luoghi e in momenti dove magari sono carenti per questioni naturali o perché sono stati eliminati dalle pratiche agricole o dall'inquinamento in generale i pronubi selvatici. Quindi senza le api sostanzialmente ci sono delle bellissime immagini che mostrano com'è l'area frutta e verdura di un supermercato con le api e cosa resterebbe in quella stessa area se non avessimo più le api, e le immagini sono molto eloquenti. Ricordiamo che nel Veneto il patrimonio apistico è ben consistente, parliamo di oltre 60.000 alveari, la Regione Veneto ci ha fornito anche alcuni dati, quindi 62.000 alveari per circa oltre 4.000 apicoltori, aventi dimensioni diverse perché da 1 a 5 alveari abbiamo oltre 1.500 apicoltori, da 6 a 10 alveari 1.100, per poi scendere che ci sono appena 12, sono professionisti questi evidentemente, 12 aziende apistiche con oltre 300 alveari, per una produzione di oltre 1.500 tonnellate di miele all'anno, quindi un patrimonio veramente importante. Però è un'attività, questa dell'apicoltura, un'attività sostenibile per antonomasia, ma si sta facendo abbastanza o si deve fare di più? Allora, i numeri che mostri Renzo sono numeri che è interessante anche commentare, quindi vediamo che fondamentalmente l'apicoltura è svolta da persone che non sono dei professionisti, sono degli hobbisti, c'è chi si fa qualche decina di chili di miele per sé e per la famiglia e per gli amici, e abbiamo visto che sono tante persone, quindi prima di tutto l'apicoltura è anche un piacevolissimo hobby. Ci sono poi delle persone che lo fanno per una integrazione di reddito e infine pochi nel nostro territorio sono i professionisti, cioè coloro che vivono solo ed esclusivamente di apicoltura. È molto interessante osservare che queste due categorie di apicoltori svolgono due funzioni diversissime. Quella dei professionisti garantisce sostanzialmente l'accesso del miele locale al mercato, mentre i piccoli e medi apicoltori sono quelli che presentano l'aspetto forse sociale più interessante, perché mantengono l'ape ovunque nel territorio. Il professionista rincorre le produzioni principali e spesso lascia completamente scoperte intere aree per certe stagioni, mentre l'hobbista, che si tiene le api di solito a casa, tiene questo presidio della presenza dell'ape in tutto il territorio. La produzione regionale è importante, però come in tutta Italia purtroppo non è assolutamente sufficiente a coprire la domanda. Noi siamo un importatore netto da sempre, si può dire. Da dove importiamo? Importiamo dai grandi paesi produttori, ricordiamo sempre la Cina, l'Argentina, il Messico, alcuni paesi dell'Europa orientale, tipo l'Ungheria, che è un grande esportatore di miele. Ma sono anche mieli buoni quelli che importiamo? Allora, noi non possiamo dire che non siano buoni, diciamo che dei nostri abbiamo molte più garanzie perché le api le controlliamo noi, c'è un'attenzione veramente molto molto stretta, quindi
quando facciamo il miele nel nostro territorio sappiamo assolutamente che cosa stiamo portando sulla nostra tavola. Quando comperiamo del miele di importazione rispetterà sicuramente le norme sul commercio, però molto spesso viene fatto in zone che non hanno sicuramente le attenzioni, i controlli sanitari che abbiamo noi, ed è un po' più in generale il discorso che potremmo fare anche per altre produzioni animali come la carne, come le uova, eccetera eccetera. Il controllo che c'è nella il nostra controllo che regione, c'è da noi in Italia è veramente uno superiore. dei più attenti che ci siano a livello internazionale. Ascolta Giustino, una domanda semplice, quasi forse banale, ma le api sono tutte della stessa specie o ci sono varietà di specie diverse? Allora, le api che alleviamo noi sono tutte della stessa specie. All'interno di questa specie esistono molte razze locali, molte sottospecie, anzi l'Italia da questo punto di vista per l'ennesima volta dimostra di essere il paese della biodiversità, perché abbiamo ben 4 razze di api che sono native del nostro territorio. Noi siamo il paese della famosa ape ligustica, l'ape chiara, apprezzata in tutto il mondo per la sua laboriosità, mansuetudine, facilità di allevamento, e difatti l'ape ligustica italiana è stata poi introdotta in gran parte dei paesi del mondo. Abbiamo poi altre razze più localizzate, abbiamo l'ape carnica nel nord-est del nostro paese, l'ape nera centroeuropea soprattutto nel nord-ovest, e poi abbiamo una razza molto tipica nel sud, in particolare in Sicilia, l'ape sicura. Ma queste che hai appena elencato sono le specie? No, sono razze, cioè è sempre la stessa specie. Sono razze, ma sono razze allevate e quindi non hanno nulla a che vedere con quelle selvatiche, per capirsi. Qui c'è un discorso molto interessante da fare. Allora, noi immaginiamo che l'ape sia un animale domestico o addomesticato, come è avvenuto con la vacca, con la capra, con la pecora, ma poi con il cane, con il coniglio, con il maiale, e la gallina, il pollo, anzi, eccetera, eccetera. In realtà l'ape è restato un animale selvatico. Noi facilitiamo la vita delle api, diamo loro un'abitazione, le curiamo in tutti i modi perché siamo interessati a che ci diano i loro importanti prodotti, che come sappiamo non è solo il miele ma è anche il polline, la pappa reale, la cera, lo stesso veleno delle api e altri prodotti. Ecco, però quello che è importante rilevare è che ovunque nel mondo sempre sono presenti anche popolazioni selvatiche dell'ape indigena di quel posto. Quindi per esempio l'ape ligustica che noi alleviamo in giro per il territorio nazionale, nei nostri boschi, nelle nostre montagne, ci sono famiglie selvatiche che dipendono solo da se stesse per la loro vita. Purtroppo negli ultimi decenni, con l'arrivo della più importante delle malattie delle api, che è un acaro, la varroa, se non c'è l'uomo che continuamente manipola la famiglia per aiutarla a difendersi dalle varroe, le varroe portano a distruzione le famiglie, e quindi gran parte del patrimonio di api selvatiche è stato perduto, tant'è che oggi c'è proprio una specie di sport di andare a cercare i residui nuclei le residue famiglie di api selvatiche, anche perché si presume che queste abbiano in qualche modo evoluto una loro spontanea capacità di resistere alla varroa. Quindi è molto interessante poter trarre da loro dei geni che poi aiutino a difendere dalla varroa anche le nostre api. Quindi sintetizzando, l'ape è un animale selvatico a cui l'uomo crea delle condizioni favorevoli per potersi riprodurre, per poter vivere, chiede un piccolo contributo in termini soprattutto di miele per il servizio che l'uomo gli dà, e alla fine quindi è una spettacolare forma di simbiosi, di vivere assieme tra due specie, l'uomo e l'ape, ciascuna delle quali trae un vantaggio e non crea nessun svantaggio all'altra. Quindi se potessimo riassumere in poche parole, è grande l'apporto dell'apicoltura per l'ambiente e per l'agricoltura, sì. Di conseguenza è grande la responsabilità degli apicoltori, ma Veneto Agricoltura non si tira indietro e quindi è altrettanto grande la responsabilità di Veneto Agricoltura, che ha un progetto in arrivo, sì. Magari se ci vuoi dire qualcosa. Sì, è un progetto che dovrebbe dare al mondo apistico della nostra regione un servizio in più. Noi siamo già molto ben organizzati, abbiamo
l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che è centro di referenza sia regionale che nazionale per tutto quanto quello che è il tema dell'apicoltura in genere e in particolare della difesa dalle malattie. Noi, partendo da un'esperienza molto positiva che abbiamo fatto con i cerealicoltori, in particolare con i maiscoltori, abbiamo pensato, assieme alle altre istituzioni regionali, ovviamente l'Istituto Zooprofilattico, l'ARPAV e le associazioni degli apicoltori, stiamo ragionando, abbiamo cominciato a ragionare proprio in questi mesi, vorremmo organizzare a partire dall'anno prossimo un servizio che sia distribuito poi con i mezzi oggi veloci del web, dei social, eccetera, in modo da dare in tempo reale ai nostri apicoltori delle informazioni utili sulla conduzione dei loro alveari. E questo si baserà su un'innovazione tecnologica che ha fatto molto rumore, viene chiamata arnia elettronica. È un'arnia che permette di raccogliere in tempo reale due parametri molto importanti delle famiglie di api: il loro peso e il numero di individui. E come avverrà questo? Le arnie elettroniche sono una cosa molto simpatica, perché sostanzialmente c'è un sensore, c'è una bilancia che sente il peso e lo manda come messaggio a distanza, e poi c'è un tornello elettronico, la porticina, che misura entrate e uscite, alla sera fa un bilancio, quindi mi sa dire ogni giorno se il numero di api che compongono una famiglia è in crescita o è in diminuzione. È fisiologico che in primavera la famiglia si accresca sia di peso che di numero e che poi, raggiunto un culmine nell'estate, cominci a calare. Se si notano delle perturbazioni a questo andamento, si può intervenire prontamente, e questo verrà fatto assieme con gli apicoltori, che saranno custodi delle arnie elettroniche fornite da Veneto Agricoltura, i quali ci aiuteranno a interpretare i fenomeni che stanno avvenendo. Perché una famiglia sta perdendo peso? Perché una famiglia ha perso migliaia di api in un giorno? Il secondo caso normalmente è legato a fenomeni di apicidio, cioè qualcuno purtroppo attorno ha fatto dei trattamenti non consentiti con molecole non consentite e ha provocato involontariamente la morte delle api. Queste cose oggi vengono finalmente perseguite anche dal punto di vista legale. Ci sono stati casi molto efficaci di repressione nel vicino Friuli Venezia Giulia, e un po' alla volta si sta capendo che le regole vanno rispettate anche da questo punto di vista. Bene, quindi con questo progetto si riuscirà a tenere monitorato nello specifico un alveare, in modo più sottile. Esatto, però poi è il settore sì, che ne beneficerà nel suo insieme. Giustino, grazie per la tua presenza, come sempre, per gli approfondimenti che ci dai, che ci fai, e chiudiamo, è finito il nostro tempo a disposizione, ci diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle ore 11. Un arrivederci a tutti. Arrivederci.